Com'è l'attenzione del governo in questa fase dell'anno per il mondo della scuola in generale? Adesso stiamo cercando di regolamentare appunto il Green Pass, cercando appunto di migliorare dove è possibile proprio per semplificare questo strumento per la vita dei cittadini. Poi per quanto riguarda invece la parte relativa a dei eventuali contributi sull'edilizia scolastica, stanno definendosi i bandi del PNRR che sicuramente porteranno delle risorse importanti, quindi è altrettanto importante rimanere pronti e attenti proprio per intercettare quanto prima e quanto possibile ulteriori fondi perché appunto le nostre comunità possano mettere in sicurezza i plessi scolastici. Abbiamo visto, è notizia di questi giorni, mancano insegnanti anche nella regione Veneto. Ecco, come si può fare per colmare questa lacuna? Dare fin dall'inizio dell'anno scolastico dei professori, dei docenti ai nostri ragazzi? Questa è una battaglia che noi come Lega abbiamo fatto e abbiamo cercato di portare avanti in maniera anche decisa e determinata. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma non molleremo. Non molleremo perché è fondamentale, come penso sia buon senso, far sì che in classe già dai primi mesi della scuola ci sia comunque una presenza costante e continua degli insegnanti che poi dureranno per tutto l'anno scolastico. Ecco, noi rimarremo attenti su questo punto cercando di sollecitare il governo a non dimenticarsene.